Allora, questa mattina siamo qui all'Indiga, abbiamo un sacco di amici, abbiamo l'Ivano Boscolo Bielo qua dell'Indiga, imprenditore di Chioggia, abbiamo qua il Francesco Panteghini che ha anni che pancia a terra a fare pulizie, il verde, a sensibilizzare l'ambiente, l'amico Penzo Paolo che anche lui è sempre in corsa e l'amica Micaela che ha abbracciato questa attività. Ivano, cosa sta succedendo questa mattina? Togliti un attimo la mascherina. Buongiorno, buongiorno a tutti. No, niente, abbiamo deciso così come Bar Indiga di devolvere all'associazione Amico del Giardiniere una somma perché loro possano comprarsi degli attrezzi per poter al meglio pulire la diga. Domenica pomeriggio ho visto dei sacconi, mi sono mandato di cosa si trattava e lunedì mi è arrivata una mail, così neanche mettersi d'accordo, di una richiesta di aiuto. Non ho esitato a dare un aiuto perché ritengo giusto aiutare le associazioni che per la città, in maniera volontaria, si mettono a disposizione per fare queste cose qua. Francesco, sei contento? Beh, molto contento, ringrazio dell'iniziativa, vi ricordo anche che domenica 28 saremo al Forte San Felice e potremo sfoderare la nuova attrezzatura che potremo comprare grazie alla donazione. Ad esempio qui Paolo ha una di queste pinze nuove, ecco, che saranno sfoderate, e questo materiale sarà disponibile per l'associazione Amico Giardiniere ma anche per tutti i volontari che magari in maniera anche autonoma si stanno mettendo in varie parti della città a pulire. Basterà chiederci e noi lo presteremo molto volentieri, quindi cercheremo di farlo vivere il più possibile. Se mi permetti, no, voglio dire, bisogna darti merito perché tu sono anni che stai facendo questa cosa, inizialmente in 2, in 3, in 4, in 5, adesso ogni volta che fate una cosa siete una marea di gente, ci sono tra l'altro altre associazioni che si sono sensibilizzate, quindi veramente state aiutando. Ogni domenica io trovo gente che mi dice che ogni volta che c'è, certo, il tempo non è sfavorevole al massimo, ma anche con il freddo è in corsa, ma vedo l'altra volta c'erano 40-50 persone. In aumento, sì, il gruppo dei ragazzi di Green Bay, Nino Gobetti con la Laguna Pulita, il gruppo di Conche, è veramente una cosa che negli anni sta cominciando a fiorire. C'è un'esigenza che diventa sempre più una richiesta di intervenire poi ai livelli più alti, perché noi andiamo a raccogliere le plastiche che vanno disperse in mare in sostanza. Quindi dobbiamo poi cercare di far riflettere su tutta la filiera che produce questo materiale e cercare di cambiare le regole del gioco. Ma intanto è una bellissima notizia, insomma, che siamo sempre di più. Qualche riconoscimento in maniera un po' più concreta sta arrivando, oltre diciamo che alla fama, quindi avanti su questa strada, complimenti. Grazie. Qui